Matrox Asmao 97, vedo molte facce da pin, facce da pin, facce da... oh, scusi. Molto bene, allora passiamo subito alla prima magia Matrox, ecco vedete pubblicità, tappetini Matrox, il posto giusto per il vostro mouse. Da oggi in versione volante, vai! Da oggi in versione volante, tappetino volante magico, molto bene, allora sapete che Matrox ha già pronta qualche novità per voi, più di una novità, e anche un piccolo omaggio che vi verrà consegnato alla fine di questa presentazione. Adesso vi porto i saluti cyber di due schede di classe, la Millennium 2 per la professione e la Mystique 220 per la famiglia e per l'azienda, insieme alla novità di SMAU per i videogiochi, la scheda Matrox M3D. I PC oggi sono sempre più powered by Matrox. Quando vedete quel simbolo, tutti girano la testa come da copione, significa che avete a disposizione la tecnologia videografica più avanzata. Adesso entriamo insieme nel nuovo universo del video digitale Matrox. Quello che rende uniche queste due schede, la Millennium 2 e la Mystique 220, è una chiave che apre tutte le porte del video digitale. È Matrox Rainbow Runner, un gioiello hardware e software da inserire sulla vostra Mystique. Molto bene. Cosa potete fare con Rainbow Runner? Molte cose, guardiamo. Con Rainbow Runner potete giocare sulla TV, vedere i film MPEG sulla TV, acquisire video sul vostro PC dalla telecamera o dal videoregistratore, fermare e ritoccare i fotogrammi, riprodurre video sul PC MPEG e, dulcis in fundo, videocomunicare su internet, il tutto a meno di $500.000. Ora, chi indovina la cifra esatta vince questo bellissimo portachiavi in argento, no? 4,99. In oro? In acciaio. 4,88? No? 4,69 chi l'ha detto? Ecco qua. Molto bene, adesso andiamo a vedere da vicino i giochi 3D sul TV. Questo video è stato montato con Rainbow Runner e vi sta mostrando alcuni degli oltre 160 giochi con i quali è possibile giocare con Mystique. Vedete, giocare sulla TV è diverso, no? Lo schermo è più grande, il divertimento è per più persone e soprattutto non ci caviamo gli occhi sul monitor del PC. Ma ora, prima di continuare, facciamo subito un altro breve quiz. Vedete questo bellissimo porta CD in pelle di vipera austriaca, Matrox? Lo vince colui che indovina che oggetto contiene. Che oggetto contiene? Un CD no, un portachiavi no. Un dischetto no? Una scheda, ma le pare che le regala una scheda? Una calcolatrice. Lei è il matematico, no? Un mouse no. Un mouse sarebbe un mouse. Non c'è niente. No, c'è qualcosa? Un porta CD. Una spilla, vai! Vince il nostro amico e adesso per i partiti di videogiochi faccio vedere che effetto fa vedere i giochi sul TV con la scheda Matrox M3D. Scaldiamo i motori. Attenzione, notate bene la realtà delle immagini, i particolari. Sei pronto per partire? Pronti? Dite voi via, 1, 2, 3. Vai! Allora, guardate bene il cielo, guardate bene le prospettive, la cura dei particolari. Giocare con Matrox M3D è davvero entusiasmante. Notate anche le sequenze, le camere car che fanno la via adesso di acquisire delle immagini. Guardiamo. Ecco qua, acquisita l'immagine, io posso introdurla dove voglio, in un biglietto da visita, un invito di una festa, in un documento. Io per esempio ho tappezzato tutta una camera con le espressioni di mia moglie. Vabbè, posso fare tantissime cose, tra l'altro posso abbassare la luminosità, alzarla, diminuire il contrasto, cambiare il background, metterci dentro un'animazione e posso, pensate, incredibilmente, fermare l'immagine, ritoccarla e abbellirla. Io la posso abbellire. Ok, grazie, molto gentile. Parliamo d'altro e parliamo di montaggio video, che poi è la caratteristica peculiare di Rainbow Runner. Con Rainbow Runner è possibile fare un bel video molto semplicemente rispettando 3 fondamentali passi. Il primo l'abbiamo visto, acquisire video, cioè acquisire una sequenza dalla vostra telecamera o dal vostro videoregistratore. Il secondo è il montaggio e qui si aggiungono gli effetti speciali. L'unico limite qui è la nostra creatività, perché Rainbow Runner può fare molte cose. Il terzo passo è salvarlo sul disco del PC e riversarlo su una semplice video cassetta. Molto bene, ha vinto un altro portachiavi. Videocassetta,
quindi diventa possibile vederlo per chiunque possegga un videoregistratore. Abbiamo fatto una gita di un pomeriggio a Modena, piuttosto da annoiarvi mortalmente come accade dopo le vacanze. Avete presente il filmino delle vacanze, dura 3 ore e mezzo? No, noi abbiamo fatto un vero e proprio prodotto di un paio di minuti con Rainbow Runner, guardiamo. Questo effetto, questi erano teenager. Con Rainbow Runner è possibile fare davvero moltissime cose, sono tante le novità. Occhio qua, vai! La possibilità di fare un vero e proprio prodotto. Guardate questa dissolvenza. Questi erano canarini. Occhio tra poco che arriva un'altra novità di Rainbow Runner. Guardate, adesso. Guardate qui. La possibilità di introdurre animazioni in elettronica e creare anche qui dei veri e propri film. La paperetta di mia figlia! Sono molte le cose che possiamo fare con Rainbow Runner e l'unico limite è la nostra creatività. Oh. Guardate questo! Vai! Questo è molto intrigante! Slow motion, vai! Guardate questo effetto, E la possibilità di colorare solo una parte del fotogramma. Mitico Rainbow Runner, 5 immagini sullo schermo. Ecco qui, Magical Rainbow Runner, powered by Matrox. Con Rainbow Runner avete la possibilità di fare dei veri e propri prodotti, siano esse fiction, videoclip, non è ancora finita, rimanete qui, sia esse un servizio fotogiornalistico o un matrimonio, ma ora vi voglio parlare di una novità in anteprima che sarà tra breve disponibile, è il playback da lista di montaggio. Allora, il playback da lista di montaggio è integrato nella versione 5.0 del software Media Studio e sarà tra breve disponibile per i nuovi utenti di Rainbow Runner. I vecchi, tra virgolette, utenti di Rainbow Runner potranno avere questo aggiornamento gratuitamente, semplicemente registrandosi in linea nel sito web Matrox. Molto semplice, arriverà a casa vostra 2 CD con i quali aggiornerete la vostra Rainbow Runner. Allora, il playback da lista di montaggio ci consente di risparmiare tempo e il 50% di spazio su disco. Questo significa, in altre parole, che possiamo fare filmati più lunghi con lo stesso spazio su disco. Andiamo a vedere da vicino come funziona. Ora abbiamo la reel del nostro video. Eseguiamo un playback. La linea che scorre, vedete, mostra le immagini che vengono riprodotte sul TV. Guardate, le parti gialle sono gli effetti. Attenzione adesso, questo è un effetto. Molto bene, ora decidiamo di cambiarlo e qui entra in gioco il playback da lista di montaggio. Perché? Perché il computer visualizza esclusivamente l'effetto che stiamo modificando e non tutto il film come accadeva prima. Guardate un attimo, vedete? Il computer visualizza l'effetto e attenzione, quasi in tempo reale siamo in grado di modificare il filmato. Guardate. Occhio, via! Magica Rainbow Runner. Un'altra caratteristica di Rainbow Runner è la videocomunicazione su internet. Possiamo videocomunicare su internet, l'importante è che colui con cui comunichiamo abbia il vostro stesso software al costo di un'urbana. Allora, se volete provare la videocomunicazione su internet con Rainbow Runner, ci sono 2 postazioni che videocomunicano tra di loro. Se invece volete provare la Matrox M3D, fuori ci sono delle postazioni. Poi un'altra novità è la Rainbow Runner TV che vi permette di vedere la televisione e il televideo sul vostro PC. Tra i tanti usi alternativi che se ne fanno, un nostro amico, nonché cliente, ha piazzato una telecamera nel box che gli controlla costantemente la sua autovettura. Lui lavora sul PC e in un riquadro appare la sua autovettura e nessuno gli può rubare. Poi gli ha fregato la telecamera, ma questo è un altro discorso. Poi c'è Millennium per Macintosh e se volete avere la vostra azienda in rete con le novità Matrox e la tecnologia Matrox, c'è Matrox Network. Vi saluto, vi ringrazio per il caloroso applauso e per tutte le informazioni Stefano, grazie, molto gentili. Grazie.
get down.